una domanda che forse va un po' fuori, però è una cosa che mi sono sempre chiesto, vista da un musicista che volendo può essere virtuoso, nel senso quel virtuosismo magari di velocità eccetera, come vedi gli altri chitarristi che fanno solo virtuosismi magari? Se sono solo virtuosismi è facile da capire, perché è come se uno ti parla e ti dice un sacco di cose veloci, delle quali non riesci a afferrare il nesso e il contenuto, non perché sei limitato tu che ascolti, ma perché lui non ti dice effettivamente niente al di là di parlarti in fretta. Questo e per fare questo io mi dimentico di essere un musicista quando ascolto gli altri musicisti, capisci? Cioè è come se non avessi mai suonato la chitarra in vita mia, lo ascolto da ascoltatore, quindi se ha qualcosa da dirmi mi arriva. Questo brano ultimo, questo qua l'ho un pochettino l'ho composto, però per dire composto è un po' una parola grossa, però è derivato, diciamo, da uno stile di armonicisti, in particolare da Sonny Terry, e negli primi anni 80, siccome a me piaceva suonare l'armonica, però non ero molto specializzato come armonicista, ho pensato di riportare un po' questo tipo di stile di armonica sulla chitarra elettrica. Poi lo dedicai a Muddy Waters quando lui ci lasciò nel 1983, si chiamava Muddy Last Train.